Tifosi del Napoli. Tenetevi forte perché il nome Lorenzo Lucca sta diventando sempre più caldo dietro le quinte del mercato, e ora, direttamente da Udine, arriva l'informazione che potrebbe sbloccare definitivamente questa trattativa. Secondo la giornalista Monica Tossolini, di Telefriuli e Udinese Blog, il Napoli è oggi l'unica squadra che ha fatto un passo concreto per ingaggiare l'attaccante dell'Udinese. E le cifre per chiudere l'accordo sono già sul tavolo. Stiamo parlando di un giocatore che non solo è approvato da Antonio Conte, ma che può giocare sia al fianco di Lukaku, se anche lui dovesse arrivare, sia come alternativa diretta al comando dell'attacco azzurro. Ma prima di entrare nei dettagli di come si sta conducendo questa operazione e di cosa potrebbe succedere nelle prossime ore, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate il campanellino, perché qui potrete seguire il Napoli con approfondimenti, analisi e passione. Andiamo al sodo. Gino Pozzo, presidente dell'Udinese, chiede 35 milioni di euro per Lorenzo Lucca. La cifra può sembrare alta, ma c'è un dettaglio importante che giustifica la richiesta: il Pisa, club che ha formato l'attaccante, detiene il 10% dei diritti sulla futura vendita. Ovvero l'Udinese deve compensare finanziariamente questa quota per non rimetterci. Tuttavia, secondo Tossolini, l'accordo potrebbe benissimo essere concluso per 30 milioni, questa sarebbe la cifra magica per concludere l'affare. E ora arriva il punto cruciale: tutto dipende dal Napoli. La sensazione dietro le quinte è che il futuro di Lucca sia nelle mani di De Laurentiis e Giovanni Manna. Se il club lo vuole, l'affare è concluso. È semplice. Lucca si è distinto nella scorsa stagione con la maglia dell'Udinese, essendo una delle rivelazioni offensive del campionato italiano. Fisicamente forte, con una presenza quotidiana e un'impressionante evoluzione tecnica, si adatta perfettamente al profilo di attaccante che Conte apprezza. Inoltre, il progetto sportivo del Napoli, con la Champions League, la ristrutturazione della rosa e ambizioni chiare, piace al giocatore, che ha già dato il via libera all'accordo salariale. Mentre altri club come l'Atletico Madrid, il Milan, la Roma e l'Atalanta hanno mostrato interesse, nessuno di loro ha formalizzato un'offerta. Solo il Napoli si è mosso con concretezza. Ma c'è un ma: il piano A del Napoli si chiama ancora Darwin Núñez. L'uruguaiano rimane l'obiettivo principale, ma l'affare è più complesso, più costoso e dipende dalla partenza di Osimhen per andare in porto. Lucca rappresenta invece una soluzione più diretta, più rapida, con meno rischi e senza dipendere da altre pedine sulla scacchiera. La grande domanda ora è: il Napoli è abbastanza convinto da pagare i 30 milioni e chiudere con Lucca? Ed è qui che entri in gioco tu, tifoso azzurro. Secondo te, Lorenzo Lucca è il nome giusto per guidare l'attacco del Napoli? Pensi che il club debba garantire subito questo acquisto, o sarebbe meglio aspettare Darwin Núñez, anche a rischio di perdere entrambi? Commenta qui sotto, perché la tua opinione è fondamentale in questo momento decisivo. E naturalmente, se ti è piaciuta questa analisi completa e dietro le quinte, lascia un super grazie, perché questo rafforza molto il canale e garantisce che continueremo a portarti le notizie più affidabili e calde del mercato direttamente a te. Forza, tifosi azzurri!